Ma buonasera a tutti amici, da Napoliello 87. Allora, voglio parliamo del prossimo acquisto del Napoli, qualora dovesse partire Koulibaly, ma sappiamo tutti che Koulibaly è finita l'era per Koulibaly a Napoli. Il Napoli, secondo me, lo venderà con una cifra importante. Quello che si diceva di De Laurentiis saranno 100 milioni, ma secondo me non saranno più 100 milioni. Il giocatore è svalutato, l'abbiamo visto quest'anno, ha giocato anche poco per infortunio, non è stato più lui quanto è stato messo in campo. Secondo me con una cifra di 70-80 milioni il Napoli lo vende, che si fa avanti il Manchester, il PSG o qualche altra squadra. Il sostituto è Nikola Milenkovic, classe 97, voglio 22 anni, giocatore molto forte, che gioca alla Fiorentina, un giocatore di livello, giocatore che l'abbiamo visto anche con la nazionale serba. Affiancherebbe proprio il serbo Maksimovic nel Napoli. Guaiù sarebbe un pacco difensivo importante per il Napoli, anche se ti va a levare uno forte come Koulibaly. Guaiù, però io lo venderei Koulibaly. Secondo me il Napoli con i soldi di Koulibaly, con la cessione anche di uno fra Mertens e Milik, più facilmente penso che partirà Milik. Secondo me Mertens troverà l'accordo e alla fine resta. E parte Milik. Con i soldi di Milik e i soldi di Koulibaly faresti circa 120 milioni. Il Napoli andrebbe a prendere una punta, ovviamente per sostituire Milik. E poi, ovviamente, per sostituire Koulibaly vai a prendere Milenkovic. Sì, ma insieme a Milenkovic tu c'hai anche Rachmani che già hai acquistato, Maksimovic e Manolas. Guaiù, niente male. Un pacchetto difensivo, guaiù, veramente forte, che può far girare come vuole Gattuso. Perché ovviamente l'anno prossimo giocherai su 3 fronti, ma anche se comincerà di nuovo il campionato devi lottare comunque per la Champions, anche se sappiamo che ormai è quasi impossibile raggiungere l'Atalanta, però ti giochi il posto in Europa League, la Coppa Italia che comunque è fondamentale per il Napoli, mettere in bacheca un trofeo, e poi se in Champions te la giochi con il Barcellona, nonostante sia quasi impossibile. Il Napoli ha tutte le carte in regola per passare il turno, anche se di fronte abbiamo il Barcellona, non abbiamo una squadretta, guaiù. Però noi ci dobbiamo credere sempre. Niente, aiù, fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, se siete soddisfatti del fatto che con i soldi magari di Milik e di Koulibaly il Napoli possa rinforzarsi, magari prendere Milenkovic in difesa e prendere magari un attaccante come Cardi, come Immobile, il ritorno di Zapata, più anche un acquisto di Ilicic. Ragazzi, fatemelo sapere, dai. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace, soprattutto iscrivetevi al canale, seguitemi anche su Instagram come Napoliel_87. Niente ragazzi, ci vediamo stasera in live e come sempre, aiù, forza Napalese!